Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Sabato 25 febbraio alle ore 18 presso la Sala Consigliare di Portotolle la presentazione del libro edito da Nuova Scintilla 1972-2023 Portotolle raccontato dai suoi sindaci. Il libro documento nasce da un'idea di 4 giornalisti del Delta, Leandro Maggi, Luigino Zanetti, Gwendalina Ferro, Barbara Braghin, che hanno saputo coinvolgere i 9 primi cittadini a raccontare il loro lavoro nel periodo della loro legislatura. Dopo la presentazione da parte del direttore di Nuova Scintilla, Monsignor Vincenzo Tosello, e l'intervento dello storico Claudio Modena, autore della prefazione del libro, ogni sindaco che ha avuto l'onore di essere primo cittadino di Portotolle ha fatto una riflessione sia del periodo del suo mandato, sia dell'impronta che ha cercato di dare nello sviluppo del paese. Erano presenti i sindaci Bruschi, Pizzolato, Stoppa, Zanetti, Broggio, Finotti, Bellan, Pizzoli, che hanno descritto i momenti più importanti e significativi, oltre i momenti di sconforto e difficoltà della loro legislatura. La vice sindaco, nonché assessore alla cultura del comune di Portotolle, Silvana Mantovani, ha spiegato l'importanza dell'opera ed il ruolo impegnativo e molte volte sottovalutato del sindaco. Sono stata cittadina e ho seguito gli amministratori prima di diventare amministratore io stessa e non è facile capire dall'esterno quanto un sindaco sia indaffarato, quanto rinunci all'orario per la sua famiglia, perché un sindaco fa il sindaco 24 ore e prima fa il sindaco poi è vicino alla sua famiglia. E quando poi sono diventata amministratore ho capito questa cosa, ho capito quanto un sindaco deve dare, quanto un sindaco si deve impegnare, quanto un sindaco deve rappresentare la sua gente, il suo territorio e difenderne i diritti. E da lì ho capito proprio che fare il sindaco è un impegno davvero importante. E qui ci sono 9 sindaci che per tanto tempo, perché insomma parliamo di tanti anni, chi ha governato di più e chi di meno, tanti sindaci che hanno lavorato per noi, che hanno lavorato per la propria gente, che hanno lavorato per questo meraviglioso territorio del comune di Portotolle. Credetemi, non è un semplice comune come tanti dicono, 9.200 abitanti, cosa vuoi che sia, è un comune che ha delle difficoltà peggio di certe province e sicuramente di certe città, perché tra l'acqua del fiume, l'acqua del mare, la nostra terra, no? L'immensità di 255 km², pensate, è tanto bella la nostra terra quanto fragile, quanto difficile da amministrare. E allora io dico che fare il sindaco al giorno d'oggi è anche un coraggio, perché una persona deve avere tanto coraggio per mettere in discussione se stessa, per portare del bene alla propria comunità. E poi c'è una popolazione, guardate oggi, guardate quanta poca gente è andata a votare, le persone che non vanno a votare per la sfiducia, e invece ci sono le persone che ancora ci credono, che vogliono crederci. Vieni Silvano, sei qua, vieni. Quanto queste persone dicono no, bisogna andare a votare, è giusto andare a votare, bisogna che qualcuno mi rappresenti, bisogna che io abbia fiducia di chi vuole e si mette in gioco per fare l'amministratore. Quindi, che dire, io penso che fare il sindaco sia stato un momento della vita di questi signori davvero importante, che li abbia impegnato tantissimo, che gli abbia fatto vedere quanto è difficile amministrare un territorio con amore. E quindi dico un'ultima cosa: la popolazione deve essere grata a questi sindaci, la popolazione deve andare ancora a votare, deve continuare a credere sulla propria terra, sul proprio territorio e sulle persone che si mettono a disposizione per governarla. Dall'altro canto io dico che devo ringraziare tutta la popolazione che ha avuto un'ispirazione nel votare e nel portare avanti un'idea di questi sindaci. Devo ringraziare i sindaci perché hanno creduto nel proprio territorio, perché hanno voluto fare i sindaci e ci hanno creduto. Vedete, io qualche volta ho questa fascia, questa è la fascia del sindaco, e qualche volta io ho avuto insieme ai miei colleghi l'onore di mettere questa fascia. È molto emozionante, davvero. Credo che tutti i sindaci si ricorderanno di questo pezzetto di vita che li ha caratterizzati come sindaci.
una fascia che deve essere un onore, perché è un onore portarla e rappresentare la nostra gente. Grazie.